Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al santo canale di Palermo e Cus Palermo GLFC, il ritorno dell'accoppiamento che fa parte del primo turno della fase finale del campionato Under 17 siciliano. Si riparte dal 3-1 dell'andata per i nisseni, le due formazioni con il Cus Palermo in maglia bianca e pantaloncini bianchi, risponde il GLFC in tenuta rosa-nero con i pantaloncini neri. Prima si parte con un minuto di silenzio per il periodo difficile che ha passato l'Emilia Romagna in quest'ultimo periodo. Strade allagate, tragedie, insomma nulla di buono per l'Emilia Romagna e il maltempo che si è reso protagonista con il Cus Palermo oggi, che con il 4-3-3 di Fabrizio Costanzo si schiera con Logarno in porta, poi Randazzo, Aiello, Maniscalco e Tripoli in difesa, Teresi, Liga e Chiarello centrocampo, Piazzese, Rosato e Messina a comporre il tridente d'attacco. GLFC che invece va con Cannizia in porta, poi Anizzotto, Caiola, Flavio Ferrigno e Vespa in difesa, Zuppardo, Strazzeri e Azzolina a centrocampo, Peretti, Marco Ferrigno e Miorisi in attacco. L'arbitro è il marsalese Giuseppe Dabuano. Quasi tutto pronto per iniziare questa sfida molto importante per accedere alle semifinali di questa fase finale del campionato allievi siciliano. Check anche ai due portieri e allora tutti comodi. Inizia Cus Palermo GLFC, anzi no, perché c'è una falsa partenza con alcuni giocatori del Cus Palermo ad aver invaso la metà campo avversaria in anticipo. Adesso sì, si può andare con il primo pallone buttato lungo, subito Piazzese giù limite dell'area, si continua con il cross provato da Liga che finisce dall'altra parte del campo, soprattutto sul fondo, a decretare la rimessa dal fondo per Antonio Cannizio, andata che ancora dietro, è finita con il risultato di 3-1. Gol di Peretti, Miorisi e Strabone per il GLFC. Il Cus Palermo aveva pareggiato momentaneamente con Fontana, poi una serie di sfortunati eventi a indirizzare il risultato verso la vittoria di Sena al Presti. Cus Palermo che gira questi primi palloni, una serie di striscioni attaccati alle grate che circondano il campo del Santo Canale per autoincitarsi. Uno di questi recita testa e cuore, ciò che ci vuole nel corso di partite del genere, soprattutto alla fine di una stagione sportiva, calcistica. Al Cus Palermo serve passare il turno per poter proseguire, stessa cosa per il GLFC in caso di parità nel totale, quindi in caso di vittoria oggi per 2-0 a favore del Cus Palermo verrebbero contati i gol in trasferta, quindi in caso di 2-0 per il Cus la squadra
A passare in semifinale sarebbe proprio quella allenata da Costanzo per il gol in trasferta segnato settimana scorsa contro gli eventuali 0 del GLFC oggi. L'altra discriminante in caso di parità sarebbe quella dei calci di rigore. In caso di totale in parità dei gol in trasferta tra andata e ritorno. Ovviamente due tempi da 45 minuti. Per le formazioni under 17. Scusami, la punta. Se vanno lungo tu la punta. E questo il tempo a disposizione in una partita, quello alla fine regolare nel calcio. Per la prima volta per questi ragazzi, dato che nell'Under 16 si gioca per 40 minuti a tempo, 35 nel caso dell'Under 15. Stagione abbastanza travagliata per le due squadre, come al solito, così per tutte le altre squadre del panorama giovanile. Il Palermo ha trionfato nel girone A 64 punti, a più 3 dal Calcio Sicilia. GLFC invece, che ha terminato al secondo posto del girone E a 58 punti, a meno 9 dal Game Sport Ragusa, che ha vinto il campionato. Quindi GLFC che ha dovuto fare i playoff, ha saltato la semifinale, dati Questo ti dico, non gli regaliamo sti palloni, con calma. punti di vantaggio rispetto alle avversarie. Lasciamo stare i difensori. Non giocano tanto, non giocano. Quindi Vai sul ha 9 e stai avuto i difensori. modo di disputare la finale playoff, tra virgolette, perché alla fine è finita 3-0 a tavolino per il GLFC contro il Modica Airone, per la mancata presentazione della squadra ospite, e quindi accesso senza giocare alla fase finale del torneo. Fase finale del avanza il Cus Palermo, cross basso, esce Cannizzo, la fa sua, Marco! non è arrivata una Sul cross devi andare dentro. vera e propria occasione passi dietro, per il Liga! Cus Palermo, però Liga! la squadra di Costanzo Liga, la punta. rimane in maniera continua davanti al campo avversaria. Liga, ok, rinvio del portiere la punta, così sta coi centrali. Abbiamo parlato un po' della fase finale del campionato Under 17 siciliano. Le semifinali verranno giocate in campo neutro mercoledì 24 maggio, quindi praticamente nel corso della prossima settimana. Verranno Messina vince il contrasto, serve dietro Liga, al limite viene fermato, pallone spazzato dal GLFC. Prolungamento di Ianniciotto e la pressione in quella zona di campo, pallone messo fuori, il calcio d'angolo per il Cus Palermo. Preventiva, Tere, Liga, se vuoi puoi andare. Pallone messo dentro, il tocco alla traversa e pallone sul fondo. Grandissima occasione per il Cus, c'è stata per una deviazione, calcio d'angolo. Liga, puoi andare, 3 contro 1 puoi andare, entra. Nuovo angolo, pallone più alto rispetto a prima, ha provato Messina a calciare, la risposta di Cannizzo.
ancora i palermitani con il pallone messo dentro da Tripoli, allontanato di testa Liga per ricominciare da capo. La trama del match è abbastanza chiara, con il Cus Palermo che ha voglia tanta di riscattare ciò che è successo Arriva! nella gara d'andata. Rosato insegue il pallone buttato fuori con violenza agonistica. Ancora Messina, intercettato da Vespa. Messina verso l'interno, trova gli avversari e ancora il Cus, pallone lasciato dietro. Liga voleva puntare la porta, pallone recuperato dal Gela con Zuppardo. Il rinvio di Alberto Lo Galbo, non c'è il colpo di testa di Azzolina, la presa di Antonio Cannizio. Come viene? Non tieni a passi, veloce, già la seconda. Prendimi la punta, prendimi la punta. Entrambe Liga, prendimi le la società punta, scaricami i difensori. sono prendimi la anche punta. accomunate da una cosa, sempre per quanto riguarda la prima squadra di ognuna di loro, per la retrocessione e promozione dopo il playout. Cus Palermo ha perso a Leonforte 2-0, mentre il GLFC ha perso nel Palermitano a Marineo per 4-1. Migliorisi, c'è il cross messo dentro. Vai, vai ora, vai ora, vai ora, vai, 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 Tentativo vai, da parte di Zuppardo. Il rinvio di Lo Galbo, pallone all'altro portiere Cannizio, e dopo un ottimo aggancio con il piede Albi, chiuso i laterali. raccoglie davanti agli Centrale occhi di difficile, Rosato. chiuso i laterali. Lancio profondo, si gioca palla lunga. Migliorisi ancora controllando di testa, rientra verso il centro del campo, liscio sul tiro, pallone raccolto da Strazzeri. C'è però il fischio dell'arbitro ad interrompere tutto. Ci sono anche un po' di proteste da parte dei giocatori in mezzo al campo. Giuseppe Ferrigno ferma tutto, nuova punizione battuta immediatamente, servizio però regalato a Cannizio. Ok, se fanno a rinvio, Liga, sempre qui, staccati Ale, già 3 volte ci ha scavalcato, staccati, lascialo, fai venire Liga. Occhio a questo pallone che arriva nell'area piccola, controllato da Cannizio. Ora sì, ora vieni. Vespa va ad inseguire Strazzeri, poi la rimessa laterale, anche se si accendono anche gli animi. Sarà calcio di punizione. C'è stato un dialogo acceso con Liga e Peretti. La punizione per Liga è la battuta, si va dietro, sponda, Tripoli propone, ma su Cannizio si prende tutto il tempo necessario. Veloce Liga, agganciati al 9. Giustamente il GLFC vuole guadagnare tempo per conservare il vantaggio. Il terzino, sì. Di 2 gol. Di qua il terzino, sì. Lo Galbo rischia assai. Solito velo di Messina verso Rosato, pallone però esce. Dagli la palla, dai, non perdiamo tempo, dagli la palla. Attaccati un po' te. Bella Sa. Pallone alzato dal GLFC, poi intervento su Rosato, nuova punizione. Davanti alla palla,
tutto aperto. Non può stare, ammonisci l'eventuale. Alla battuta sempre Giuseppe Liga. Gira tutto, apri tutto, gira Liga, quella è del portiere, girala. Pallone calciato largo, il cross di Tripoli, secondo palo, in ritardo i compagni. Tripo! Con Dai, il pallone che dagliela! scorre sul fondo. Nella panchina del CUS Palermo a dirigere le operazioni non è più che altro Fabrizio Costanzo, allenatore dell'Under 17, ma Ferdinando Zappavigna, allenatore della prima squadra, subentrato nel girone di ritorno. Non ha potuto evitare la retrocessione, però soprattutto un nome pesante nel panorama dilettantistico siciliano, avanti il CUS Palermo, limite, rimpallo vincente, il pallone rimane lì con 4 giocatori di entrambe le squadre che si contendono il possesso. La manovra però continua. Liga, cross immediatamente respinto da Flavio Ferrigno, passaggio di Liga per Tripoli, cosa un po' confusa, solito lancio del GLFC, impreciso, anche perché Marco Ferrigno era più spostato verso il centro. Messina a duello pesante con Strazzeri. La battuta del calcio di punizione. La sgasata Piazzese, il passaggio per il piazzato sul fondo. L'occasione grande per il CUS Palermo con Chiarello che continua a provarci. Sempre Liga, continua sempre a stare nella metà campo avversaria. Messina protegge, lancia a profondo Rosato che prolunga a sua volta per Teresi. Teresi primo palo, fermato in maniera ottima da Giovanni Azzolina. Il capitano del GLFC. E allora angolo battuto adesso, centro dell'area, il tocco ancora sulla traversa, altro tentativo di Aiello sul fondo, seconda traversa del CUS Palermo, siamo al 19esimo. Sfortuna che dal Presti è arrivata fino al Santo Canale a distanza di una settimana. Praticamente ha viaggiato il pullman con i giocatori, si sta ripresentando nella gara di oggi. Il vento può fare anche la sua parte perché ce n'è diverso oggi a Palermo. Siamo tra l'altro nel mese di maggio e segnali di estate se ne vedono a sprazzi. Cerca di spazzare Vespa, pallone finisce sul fondo dopo la ribattuta avversaria. Con calma, non gliela lanciare, quante battute può ora? Stai calmo. Subito Peretti finisce giù dopo il duello con Teresi.
il calcio di punizione per il Gela. Lancio lunghissimo, fallo laterale. Teresi. Ancora Peretti. A guardare i compagni, liscio di Ianniziotto, avanza il Cus Palermo in velocità lungo la fascia, insiste Piazzese, finisce giù in area, voleva il calcio di rigore e poi ribattuta sull'avversario. Furbi Inseni che si prendono un'altra rimessa dal fondo. Dai Marco, dai va! Il lancio risponde di testa Randazzo, non la prende, a sua volta Chiarello, poi un altro scontro. Partita molto spezzettata quando le due squadre si contendono questi palloni alti. Giocatore a terra. Gioco momentaneamente fermo. Marco! Va! Marco! Parte la sconfitta dell'andata. Reduce comunque da un finale di stagione regolare positivo. Giustamente però queste partite decisive pesano e come, e poi rispetto alla stagione regolare ormai è passato un po' di tempo. Pallone pieno nel recupero, in questo caso Rosato gira tutto, Messina, cross basso, li va via la difesa del Gela con il solito Azzolina. Il pallone passa come al solito dopo l'approccio con Messina, cartellino giallo estratto dall'arbitro per Rosato. Sì, lo so, e si è fatto provocare. Punizione per Cannizzo. Messina ancora non è rimessa laterale. Il pallone viene spazzato in profondità, ma di scalco di testa. Aiello, pallone che viene girato alla zona di Teresi, che gira tutto, il tocco con il braccio di Ianniziotto. Ammonito anche lui, sfortunato, il terzino del GLFC, perché il pallone prima ha avuto il rimbalzo per terra, poi è capitato sul braccio del giocatore in maglia rosanero. Scusa, sì, dobbiamo stare di là. E allora calcio di punizione.
Chiarello alla battuta in 6 in barriera del GLFC, adesso 5. Rimane comunque una barriera abbastanza pesante. Chiarello sulla barriera, ci riprova il Cus, sempre con Chiarello a spazzare Azzolina. Capita nella panchina del Gela FC, oltre ovviamente all'allenatore Giuseppe Ferrigni ci sono Giaccone per la porta, poi a disposizione Pappalato, mancano Catania, Tallarita e Vernetti. Per quanto riguarda invece la panchina del Cus Palermo, a disposizione di Fabrizio Costanzo ci sono Zalone e Di Salvo per la porta, e poi Ruvolo, Giambrone, Palma, Vitale, Piazza Doncor e Fontana. Sale Messina, cross basso ribattuto da Vespa, calcio d'angolo per i palermitani. Vi sentite e come sicuramente i genitori dei vari ragazzi che stanno assistendo alla partita. Colpo di testa provato, Teresi il tiro su Cannizio, centrale per il portiere del GLFC. Oh, aie, occhio sta palla, anche 3-4 passi dietro. Ancora che è lunga, Albi. Occhio, aiutaci lì. Tocco di Liga a favorire i compagni, perde un po' l'equilibrio Giuseppe Piazzese. Tocco a centrocampo, c'è la che prova a costruire qualcosa, ce la fa lungo la fascia, Peretti fermato. La rimessa battuta da Vespa, si continua ancora a lottare con Peretti che voleva il calcio di punizione, non conquistato. Altro fallo, altro tocco con il braccio, altra punizione, battuta di Flavio Ferrigno nella zona di Peretti. Peretti si allunga un po', chiude Randazzo. Calcio d'angolo per il Gela. Traiettoria in mezzo, respinge con i pugni Lo Galbo in fallo laterale. Ancora Vespa, aggancio maligno per Peretti. Ganda! Escila! La palla veloce! Tienila qui. Vespa non passa Strazzeri, rimessa battuta dal Cus Palermo, scacco
Invio a mezza altezza. Scontro a 3. Punizione per il Gela. Si batte subito, ma c'è Tripoli. Va a ricominciare l'azione. Lanciato Rosato, un po' in difficoltà, appoggio dietro Cannizio, si deve sbrigare, il passaggio avviene, ma il Gela rimane sempre a gestire il pallone in zone pericolose del campo, soprattutto all'interno della propria area di rigore. Vespa, gli scambi con Flavio Ferrigno, lancio per Lo Galvo. Piaccese, giocata sbagliata da parte del Cus Palermo, avanza Migliorisi, mette basso in mezzo, dall'altro lato Beretti, non può andare a calciare, spazi apertissimi con il Cus Palermo che lancia con Rosato nella zona di Piazzese, il tocco di Cannizio. La battuta dell'angolo, il colpo di testa fuori. Gioco che si ferma nuovamente. Alla fine il tempo perso è poco rispetto alle altre interruzioni. Messina protegge con il corpo, sale la squadra di Costanzo. Ancora Rosato a insistere. E rimessa. Battuta sempre verso il centro, Chiarello un po' di difficoltà. Suola dietro di Messina verso Chiarello che però è ostacolato da Strazzeri. Vuole il rimpallo a favore, ci riesce Ivan Strazzeri. Randazzo avanza Liga, gira dietro da Maniscalco, pallone profondo, esce Cannizio, colpo di testa di ingannare il portiere, il tocco in porta, il gol del Cus Palermo, arrivato in maniera fortunosa con il regalo da parte della difesa del Gela, la rete segnata da Messina ed è 1-0 per il Cus Palermo, 3-2 sempre a favore dei nisseni nel totale. Giocatore giù e calcio di punizione per il Cus Palermo. Il gol trovato da Messina. Che ha approfittato di un tocco avversario allo stesso tempo della
Fase difensiva non perfetta del GLFC con l'uscita di Cannizio, che alla fine non ha ottenuto il pallone, è andata a vuoto. Messina ne ha approfittato. Vieni ora Leo, vieni Chiareo, chi per lui? Ora ha lanciato, vieni! Di testa Iello, il colpo di testa anche da parte di Teresi. Liga si muove ancora in mezzo al campo, Iannizzotto di testa, Rosato la mantiene girandosi, Iannizzotto in scivolata, l'aggancio provato da Tripoli, è rimessa laterale. Liga, l'appoggio per Tripoli, che sale fino in fondo, il tocco di Chiarello per Cannizio. Occhio che è lunga, Ale! Qualche passo indietro, ancora! Albi, tu qualcuno avanti! Peretti si gira, se la lunga, poi viene chiuso da Randazzo. Vespa. Peretti con il petto sempre da Vespa. Ultimo tocco di Peretti. È un patrone do campo, mi disse che... Saliamo insieme, sali insieme! Bravo Ale! Maniscalco porta avanti il pallone. Randazzo non perfetto, cerca di rimontare il tocco contro l'arrivo di Peretti. Ancora Liga, Teresi gira da Maniscalco lungo la fascia, nuovo tocco, poi la punizione per il GLFC dopo che Zuppardo si è andato ad aggrappare sull'avversario. Gela che inevitabilmente deve cambiare atteggiamento, anzi più presente la squadra di Giuseppe Ferrigno verso la porta avversaria, soprattutto dopo il gol subito. Flavio Ferrigno non può andare, il passaggio in avanti scambia bene il GLFC, pallone che rimbalza da più parti, si gira Marco Ferrigno al limite, ancora Ferrigno, il passaggio lì per Strazzeri, non arriva Peretti che si dispera, poi l'avanzata del Cus Palermo con Teresi, pallone non usato alla fine. Peretti non riesce il velo, a vuoto nel colpirla di testa. Marco Ferrigno, non c'è nessuno da quel lato, Peretti era rimasto dietro.
Liga. Alza di scala, Ale. Falla allargare. Tripoli nuovamente per Liga, meno di 5 alla fine del primo tempo. Il CUS Palermo ha segnato con Messina, ha ridotto lo svantaggio nel punteggio totale. Che resta in favore dei nisseni. Il massimo, ma gli sono messo male, di chiante, sta a fare fallo di tattia. Non c'è niente di pigliato. Vespa, c'è Messina a recuperare il pallone, non riesce ad andare verso la propria sinistra, ma si va a prendere il calcio di punizione, cartellino giallo per Biagio Vespa. Terzo ammonito della partita, il secondo nel GDFC dopo Ianniziotto. Nel CUS è stato ammonito Rosato. E allora punizione CUS, 3 in barriera, alla battuta Samuele Chiarello. Arbitro che prima deve risolvere una questione in mezzo all'area. A causa delle varie spinte che certe volte sono eccessive, come spesso succede. Chiarello in mezzo di testa a Messina, largo. Lancio lungo di testa, maniscalco. Randazzo la fa scorrere per Messina, c'è fuori gioco di rientro. Calma, Randa, muovila, a noi interessa farne uno. Intanto farne uno, muovila con calma. A noi se ne usi 45 minuti. Dai, andiamo a farne uno pure noi, ora. Cannizio cerca un aiuto, infatti poi va al rilancio lungo, l'aggancio del passaggio di Ianniziotto per Zuppardo, non va avanti, trattenuta su maniscalco, nuovo calcio di punizione per il CUS Palermo, battuto troppo velocemente. Di testa Chiarello, regalo per il GLFC. Miorisi, avanza la squadra di Giuseppe Ferrigno, pallone che scorre dall'altro lato. Peretti fermato da Randazzo e rimessa dal fondo. Sale Aiello, Liga, gira tutto, sombrero provato più volte da Piazzese e rimessa laterale. No, sono finte le richieste, sono finte quello che puoi mettere, quello che voglio io. Altro campanile da Cannizio, subisce anche fallo. Non ti preoccupare, l'ho detto io, posso? Ti ho detto agli spenti like, fai fare a me. Dentro il tempo di recupero, vedremo quanto farà aggiungere l'arbitro al proprio cronometro.
Ce ne sono state di interruzioni. Quindi 3-4 minuti potremmo ipotizzare. Vespa. Nessun aggancio con Peretti a terra. Aiello aspetta il momento giusto per mandarla ai compagni. Il recupero però di Flavio Ferrigno sembrava andare in velocità, si va a prendere con calma il calcio di punizione. Gela che cerca di chiudere in attacco. La battuta affidata a Flavio Ferrigno. Palla verso la porta e lo Galbo respinge. Marco, stai dietro, Marco. La battuta della rimessa Vespa, cross secondo palo, nessuno a staccare. Forse che ha spazio qui e può andare velocità con il solito Piazzese da quelle parti. Tutta la panchina del Cus a lamentare il fallo che viene fischiato dall'arbitro. Messina l'aggancio con il petto, poi prova la giocata su Vespa. C'è però il duplice fischio dell'arbitro. Finisce qui il primo tempo dopo quasi 3 minuti di recupero. 1-0 per il Cus Palermo. Il gol di Messina, approfittando di un'incomprensione difensiva, sta decidendo il match in sé, ma non il match considerando anche quello di andata, con il GLFC avanti ancora in vantaggio 3-2. Cus Palermo che però ha facendo la partita come doveva fare, e adesso la ripresa sarà a parlare per l'accesso alle semifinali di questa fase finale del campionato Under 17 siciliano. Noi ci ritroviamo tra un quarto d'ora per il secondo tempo di Cus Palermo GLFC Under 17. Amici di Sportisi, appassionati di calcio, ben trovati al centro sportivo di Popilbianco a Cosenza per l'incontro tra Morrone e Don Carlo Misilmeri. Romano alla battuta del corner, prova Lampo, la palla esce. Barbieri, la pressione di Caracappa che però viene aggirato. La canna riesce a trovare il compagno, poi conclusione sul fondo di Salerno, il primo tentativo del Morrone. Torna nel suo ruolo di mezzala, Romano in mezzo, colpo di testa di Sarpa, poi Sino stacca ma viene scavalcato dal pallone. Romano, controllo, tentativo col sinistro, la palla scende, la palla dovrebbe essere De Rose. La battuta, primo palo, colpo di testa di Iorio, pericolosissimo, palla fuori del primo tempo. C'è il fischio dell'arbitro, la battuta attesa sul primo palo, Romano salva sulla linea, ben appostato sul legno. Pesetti la gira su D'Angelo che la raggiunge,
D'Angelo punta, converge D'Angelo, uno sguardo al centro, cross ribattuto, per la palla rimane lì, arriva Romano che calcia di prima intenzione, la palla bloccata da Vencia. Celestino con la ripartenza del Morrone, Celestino, palla per la Canna che va a puntare, la Canna, il tiro sul fondo, manda in campo. Prima andiamo a vedere questo attacco però, Sino converge il destro sopra la traversa di Federico Sino, Persino, Lo Gerfo e Sino ancora, poi la palla in verticale per la corsa di Pesetti che stringe con un attimo di ritardo, poi Caracappa con recupero, Caracappa è spaccata, calcia fuori, reclama rigore che serve Lo Gerfo, in campo aperto Lo Gerfo, arriva Caracappa, arriva Pesetti dall'altra parte, porta sul pallone Caracappa che finta su un avversario, Sino con Lo Gerfo, si chiude il triangolo, Sino, conclusione fuori, chance enorme. E occhio alla battuta di Celestino, pallone sul primo palo, palla che rimane lì, arriva Marino a prenderla. Vai centralmente, Romano, sull'ultimo. La battuta di Sino dalla bandierina, primo palo di testa, Lo Gerfo, il miracolo, poi attenzione a Bonaccorso che la rigioca di Spezio, si lotta, occasionissima per Vincenzo Lo Gerfo, la giudicata regolare, Sino, il palleggio, poi il tocco su Caracappa, Caracappa la fa scorrere, va a calciare, pallone fuori, non di molto il tentativo qui di Caracappa, andrà la battuta Celestino che ha conquistato il fallo, la palla tesa, Mura Pellegrino, palla ancora buona, Barbieri, siamo già 1 minuto oltre i 4 di recupero, Celestino mette dentro, Bonaccorso allontana ancora Celestino che la tiene lì, la gira verso l'area, Marino la blocca e per l'arbitro basta così, con 1 minuto e 16 secondi oltre i 4 di recupero finisce 0-0 il primo round del primo turno della fase nazionale del campionato riservata agli juniores. Cerimonia di assegnazione ufficiale del terreno di gioco dello stadio comunale Cardinale di Capaci nelle mani del Resuttana San Lorenzo, alla presenza dei vertici sia dell'amministrazione comunale di Capaci che del club nerorosa, capitanata dal presidente Gaetano Conte. È avvenuta la cerimonia che dunque consentirà il via ai lavori per far sì che la formazione palermitana possa scendere in campo entro la fine del 2023 nel suo nuovo terreno di gioco. Sì, finalmente il Resuttana San Lorenzo ha una casa sulla quale può iniziare a creare i propri progetti, perché oggi non è un punto di arrivo, oggi è una fase fatta, ma la realtà è un punto di partenza per noi. Finalmente possiamo creare una base per quello che realmente abbiamo in testa, che sogniamo da tanti anni. Ormai abbiamo preso il volo, devo dire, oggi è una giornata storica per tutto il movimento calcistico, sia regionale che non si sa dove, perché avere una struttura del genere di proprietà, perché così si può dire, sarà un fiore all'occhiello, perché come ha detto il sindaco molto spesso non è solo un campo da calcio, qua sarà una vera e propria città dello sport con impianti polivalenti e molto altro che piano piano andrete scoprendo. È un sogno che si realizza perché è da tempo che cerchiamo di di andare dietro a questo obiettivo, che era la realizzazione di questo stadio, per dare una casa sia alla nostra squadra, di cui io faccio parte come dirigente, ma sia come imprenditore, per realizzare questo stadio, questa cittadella dello sport che verrà messa a disposizione del paese di Capaci, che ci ha dato la possibilità di poter realizzare questo sogno, e con tanto orgoglio presentarlo il prima possibile, in modo che tutti si possano avvicinare a questa struttura, e in particolar modo, anche se da Palermo, in particolar modo la città di Capaci, che aveva bisogno di una struttura del genere per fare divertire i propri ragazzi.
Sì, 9 maggio, oggi scriviamo la storia di Capaci, un'emozione grandissima, ringrazio l'amministrazione comunale per aver permesso questo. Sì, cercheremo di accelerare l'iter e quindi di poter dare una casa a Resuttana, ma soprattutto una casa a tutti i ragazzi di Capaci e del territorio limitrofo. Io non potevo mancare, come rappresentante del territorio all'Assemblea regionale siciliana, questo è un momento importante per il territorio e per tutto il comprensorio. Del resto sport non significa solamente praticare la mera attività sportiva, non significa solamente generare spettacolo, ma significa anche impegnarsi nel sociale, perché chi pratica lo sport ne beneficia in termini di salute, in termini di benessere, perché si favoriscono le relazioni che si cementificano, si favorisce l'inclusione e quindi si riduce il disagio sociale. E poi si accrescono valori fondamentali come quelli della solidarietà e del rispetto. Ecco perché questa iniziativa lodevole, il connubio tra il Comune di Capaci, tra l'amministrazione e la ASD Resuttana San Lorenzo è un risultato importante che permetterà di dare visibilità e lustro al nostro territorio, non solamente in termini di risvolti sociali, ma ci auguriamo anche in termini di risultati e di eccellenze sportive, non solo a Capaci, ma mi auguro in tutto il comprensorio. Ricordare con tanta gioia, il risultato è uguale, 2-1, quindi in termini di paragone appunto è stata una bella emozione. Quest'anno è stata bellissima perché la partita insomma, è partita in salita per i nostri ragazzi ci ha creduto fino alla fine. Siamo felici per il Presidente, per i tifosi, per i nostri familiari, per noi stessi che insomma subendo un tiro in porta ci trovavamo in svantaggio fino al 94esimo del secondo tempo. Una palla doveva essere rinviata lateralmente, invece è caduta centralmente, è stato bravo il loro attaccante a centrare un tiro molto angolato dove Casciano non ha potuto fare nulla. Però i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, abbiamo avuto tante palle gol, non entrava per bravura al loro portiere, però insomma siamo strafelici di aver centrato l'obiettivo che la società e il Presidente si era prefissata e siamo contenti per i tanti tifosi a seguito che ci hanno tifato fino alla fine. Ad Aspra mi trovo molto bene, abbiamo fatto come dire, questa scelta col Presidente, ci conosciamo da tanto tempo, sin dai tempi della seconda categoria, quindi è una società viva, giovane, ambiziosa, quindi ci godiamo questa giornata di festa e dopo 45 anni questa società si ritrova appunto in eccellenza. Mi sento emozionatissimo, diciamo che per me questo è stato un anno abbastanza difficile. Ho iniziato col Palermo, ho avuto dei momenti di difficoltà, adesso mi sto prendendo le mie soddisfazioni, mi sto prendendo le mie rivincite, sono contento per la squadra, abbiamo lottato fino all'ultimo, ci abbiamo creduto veramente fino alla fine. Purtroppo il primo gol ai primi minuti ci ha destabilizzato mentalmente veramente molto, però siamo stati bravi, abbiamo avuto tante occasioni, devo fare anche i complimenti alla squadra avversaria perché sono stati in grado comunque di mantenere la partita in maniera equilibrata, ecco. Anche il loro portiere è molto bravo e poi giustamente nel calcio c'è anche un po' di fortuna, ci sta, quindi siamo stati fortunati e bravi a trovare il gol al 95esimo con Claudio e poi nel primo tempo supplementare altrettanto io a trovare il gol del raddoppio. Poi ovviamente è una gioia unica esultare sotto i tifosi, non ci siamo abituati noi, quindi a stare sotto anche i genitori, gli amici, veramente bello. Il gol ai primi minuti ci ha destabilizzato perché avremmo fatto totalmente un'altra partita. Per fortuna siamo riusciti a rimanere compatti, uniti, poi il mister ha fatto dei cambi, i cambi sono andati veramente bene a partire da Clemente, ad Amico, tutti, da Agostino. E poi con bravura e fortuna siamo riusciti a ottenere quello che meritiamo. Dai ragazzi, andiamo a fare il gol! Vediamo su pallone più basso. Viva! Puntalo che scappa. Forza Pappalardo! Diretto, Pappalardo!
Secondo tempo di Cus Palermo GLFC è il ritorno dell'accoppiamento A, gara all'interno del primo turno della fase finale del campionato Under 17 siciliano. GLFC però sempre in vantaggio nel totale. C'è questo tiro non deviato che è finito sul fondo da parte di Strazzeri. Il gol del Cus Palermo segnato da Fontana, da Messina ovviamente, a causa di una disattenzione difensiva del GLFC. Un pallone all'indietro, è arrivato a vuoto, Cannizzo ne ha approfittato, Messina segnando. Cus Palermo però è ancora sotto per 3-2. Infatti la gara d'andata è finita 3-1 al Presti settimana scorsa, però al Cus serve soltanto un gol per portare la gara in parità e avere la meglio nel confronto riguardante la regola dei gol in trasferta. Consentirebbe l'accesso in semifinale. Ovviamente la partita è ancora lunga. Questo secondo tempo, avendo la possibilità anche di ribaltare completamente il risultato con un risultato di 3-0 o superiore, anche perché le occasioni ci sono state addirittura 2 traverse prima di segnare il gol dell'1-0. Legni che ci sono state anche l'andata, ma sale il Gela, pallone messo dentro, la presa di Logalvo. Atteggiamento diverso quello dei nisseni rispetto al primo tempo. È stato un primo tempo un po' difensivista, come giusto che sia, nel conservare il risultato dell'andata. Poi quando le distanze si fanno minime, si vanno a ridurre, diventa diversa la situazione. Prima di ricominciare c'è stato anche un cambio nel GLFC, un cambio nella fascia di destra di difesa. È uscito Iannizzotto tra Iamoniti, al suo posto è entrato Pappalardo. Tutto ok invece nella formazione del Cus Palermo, che presenta Logalvo in porta, poi in difesa Tripoli, Maniscalco, Aiello e Randazzo. A centrocampo Teresi, Liga e Chiarello. In attacco Piazzesi, Rosato e Messina. GLFC invece in campo con Cannizzo in porta, come abbiamo detto Pappalardo sulla fascia di destra, poi Caiola, Flavio Ferrigno e Vespa. In difesa a centrocampo supporto Strazzeri e Azzolina. In attacco il tridente composto da Peretti, Marco Ferrigno e Migliorisi. Cerca di girare il pallone il Cus Palermo, Maniscalco, salta Migliorisi, vuole saltare anche Flavio Ferrigno, si prende comunque il calcio di punizione. Il centrale della squadra di Fabrizio Costanzo in realtà in panchina nel Cus Palermo a gestire maggiormente le operazioni. Stavolta c'è l'allenatore della prima squadra del Cus Palermo, Ferdinando Zappaviglia, che tra l'altro una buona parte dei ragazzi usa anche in prima squadra. Pallone piazzato da Chiarello, presa bassa per Antonio Cannizzo.
per Zappavigna non cambia, la si può considerare tranquillamente un'academy. Continua a essere pericoloso il Cus. Liga dietro per Maniscalco, deve fare i conti con la pressione di Marco Ferrigno. Aiello, lancio profondo, c'è il tocco di prima, Cannizio respinge, poi la prende una seconda volta, voleva metterla dentro Piazzese. Altro pallone raccolto da Antonio Cannizio, colpo di testa, nuova proposta di Flavio Ferrigno, il pallone però finisce fuori. Liga, Messina fermato immediatamente da Vespa e considerato fallo. Secondo Giuseppe Daguanno di Marsala, l'arbitro del match. Migliorisi, sale il Gela, va verso l'interno, deve un attimo fermarsi. Flavio Ferrigno si va dall'altro lato con il cross messo dentro, sempre a cercare Marco Ferrigno, pallone recuperato, regalato, conclusione da fuori di Flavio Ferrigno, abbondantemente sul fondo. Lancio profondo, Pappalardo mette fuori. Tripoli dietro per Liga. Messina, aggancio, arriva Vespa, lo supera Messina, ne supera un altro, non conquista il calcio di punizione. L'ala del Cus, Rosato, se la sistema sul sinistro, il suo tiro viene intercettato da Caiola. Cannizio sempre a guadagnare secondi preziosi. Si fanno sentire per la prima volta in maniera concreta i genitori dei ragazzi del GLFC. Diverso pubblico qui al Santo Canale di Palermo, campo che di solito non è utilizzato dal Cus Palermo, dato l'impianto universitario a propria disposizione per le gare casalinghe. Oggi si vuole sfruttare il terreno in erba sintetica rispetto a quello in erba naturale. Pallone girato dietro l'attacco Sulo Galbo con il Gela che ci prova. Pappalardo verso Marco Ferrigno, non riesce l'aggancio, colpo di testa a farsi un po' male di Caiola e ancora Zuppardo a proporre largo. Migliorisi a puntare Tripoli, ancora Migliorisi, destro-sinistro che alla fine non va nel concreto. Sale il Cus, pallone lungo linea, il servizio per Piazzese verso il centro, spazza tutto Vincenzo Caiola. Zuppardo però è rimasto giù, si continua però a giocare. Zuppardo sembra non farcela, anche se bisogna fermare il gioco. Sempre per un giocatore a terra, un altro Migliorisi.
due situazioni diverse da un lato all'altro del campo. Non rispondete a nessuno! Questa è la cosa. State calmi e non rispondete a nessuno! Giocate da stuzia! Sta parlando tanto in un muretto tu tutti. Si rialza Ignorisi, deve ovviamente lasciare momentaneamente il campo. Stessa cosa sarà per Zuppardo. Vedremo se ci saranno anche cambi dati questi stop, anche se giustamente il GLFC vuole guadagnare tempo prezioso. Tutto ok anche per Gabriele Zuppardo. Dai Peppe, che lo fai? Dai! È nostra, Pallone consegnato al Cus Palermo, Rosato. Dietro Liga va a scorrere il pressing di Zuppardo, poi Liga cade, perde l'equilibrio, pallone preso con il braccio attaccato al corpo da parte di Tripoli. Messina di testa, attacco dietro del Cus Palermo con Teresi. Pallone messo in fallo laterale. Ricordiamo che chi passa accede in semifinale, affronterà la vincente del triangolare A, che si sta svolgendo sempre all'interno di questo primo turno della fase finale del campionato Under 17 siciliano. Quindi una squadra tra Game Sport Ragusa, Camaro e Millennium. Mercoledì alle ore 16 in campo neutro. Al Cus Palermo basta un gol per passare. La partita in totale finirebbe 3-3, ma il Cus Palermo avrebbe il vantaggio del gol segnato in trasferta alla Presti settimana scorsa. Cambio per i palermitani, esce Chiarello, al suo posto c'è Ruvolo. Primo cambio anche per Costanzo, con l'ingresso di Ruvolo per Chiarello. Il recupero provato da Migliorisi e Peretti. Lancia a cambiare tutto nella zona di Piazzese. Pallone verso Messina, Azzolina. Tripoli riceve nuovamente il pallone largo, controllato da Messina, poi l'alzata di Teresi. La tocca Pappalardo, regala l'angolo al Cus Palermo. Battuta bassa, pallone allontanato dal Gela. Tripoli dietro da Alberto Logalbo. Randazzo
Ultima mezz'ora di gioco. In caso di parità nei gol in trasferta tra andata e ritorno si andrebbe ai calci di rigore. Ma non sembrano esserci i presupposti per arrivarci. Quello più vicino, sempre in caso di ulteriore gol del CUS Palermo. È quello della regola dei gol in trasferta. Lancio lungo, Cannizzo, che ha subito anche fallo in attacco. Punizione già battuta, lanciato Miorisi. Prova l'alzata, pallone messo fuori di testa. La battuta di Pappalardo, prolungamento voluto, c'era Marco Ferrigno pronto a colpirla di testa, pallone lasciato lì. Allora Caiola va verso il limite dell'area, fermato in maniera regolarissima da Teresi, che ha preso il pallone, facendo sentire anche a tutti il rumore del contrasto, del contatto piede-cuoio. Ma Caiola è rimasto giù. Problemi allo scarpino invece per Lo Galbo. Per quanto riguarda invece l'altra semifinale, di conseguenza si vanno a sfidare la vincente del triangolare B con la vincente dell'accoppiamento B, quindi una tra Panormos Real Catania e Trapani contro la vincente dell'accoppiamento tra Buon Pastore e Città di Taormina. Avanza il Gela, un po' fermato Strazzeri dalla pressione di Randazzo, che l'ha preso un po' per la maglia. In due giù, punizione guadagnata dal CUS Palermo. Ovviamente le fatiche si fanno sentire, ma la presenza verso l'area avversaria c'è sempre da parte del CUS Palermo. La battuta della rimessa laterale, Liga Tripoli, l'intervento di Zuppardo, scivolata di Marco Ferrigno, ma non per i suoi, anche perché c'è soltanto lui oltre la linea del centrocampo tra le maglie rosanero. Lo Galbo, pallone profondo, c'è il regalo di Caiola, sale il CUS Messina a puntare gli avversari, rientra sul sinistro, finisce fuori di poco l'occasione per la doppietta di Leonardo Messina, l'uomo più pericoloso. Lancio profondo,
Pallone alzato, Tripoli voleva l'aggancio, cerca di rimediare, Zuppardo sale, poi allarga da Miorisi che probabilmente non si aspettava questo pallone, l'ha buttato comunque dentro, ma allo Galbo. Messina inzittato dai propri sostenitori, finisce a terra, tutto regolare. Liga. Dall'altro lato Teresi, morbido sempre verso Messina, fino in fondo, cross basso direttamente sul fondo. La carica di Giuseppe Ferrigno dalla panchina del GLFC. Flavio Ferrigno intercetta Liga di testa Messina, troppo forte il colpo di testa di Azzolina. Metterla fuori portata. Proposta morbida, aggancio voluto da Piazzese, zona pericolosa, calcio di punizione per il Cus. Zuppardo nuovamente a terra, si chiede stavolta l'intervento della panchina, si è alzato Bernetti per poterlo sostituire, quasi sicuramente si andrà al cambio questa volta. La corsa di Zuppardo, pallone rispedito in avanti, Azzolina fa tantissimi metri, Pappalardo manca il colpo di testa, si è rosato lì, Azzolina spazza lui, Tripoli combatte, vince il duello con Marco Ferrigno, poi finisce giù, cartellino giallo per Zuppardo. Arbitro! Ma non gli ha fatto niente! Dai, Nico! Sempre dentro! Punizione per il Cus Palermo, Liga verso il centro, colpo di testa che stava arrivando da parte di Piazzese, il controllo di Antonio Cannizzo. Doppio cambio per il Cus Palermo, esce Teresi, esce Rosato, entrano Piazza e Fontana. Fermato Marco Ferrigno, nessun fallo secondo l'arbitro. Liga, c'è lo spazio per servire Piazzese, lato corto, arriva Pappalardo in pressione, Piazzese verso il centro, cross, cambiare tutto, a cercare proprio due nuovi entrati, Piazza e Fontana, ma il Gela libera. Fontana, Piazza, no look, Liga verso la linea del fallo laterale con Giuseppe Ferrigno a dare indicazioni suoi, il recupero del Gela, infatti l'avanzata provata da Strazzeri, nuovo fischio dell'arbitro a concedere il calcio di punizione.
Apri tutto con calma, apri tutto, allarga di 3, allarga di 3. La battuta della punizione, colpo di testa di Iorisi a levar via Tripoli, gira tutto un po' così Vespa, rientro verso l'interno, Piazza se la lunga, mette sul secondo palo, in realtà è un tiro in porta, il pareggio del CUS Palermo, esultano tutti, esulta tutta la squadra di Costanzo per il 2-0. Il risultato che basterebbe per accedere in semifinale. Sono letteralmente impazziti tutti per il 2-0 del CUS Palermo, la mossa dalla panchina con il gol segnato da Piazza. Cambio nel GLFC, esce Zuppardo, forse sì, esce Zuppardo che aveva interrotto la sua corsa per un attimo, lascia il suo posto a Bernetti. E dopo 73 minuti il CUS Palermo si porta avanti nel doppio confronto, seppur avendo un risultato totale in parità. Ma la regola dei gol in trasferta premierebbe la squadra di Costanzo. Quel gol segnato da Fontana al Presti la settimana scorsa contro i 0 attuali fatti qui al Santo Canale dal GLFC. Si rialza Messina. Si riparte con il GLFC adesso chiamato a reagire, a segnare almeno un gol che riporterebbe la squadra di Giuseppe Ferrigno nuovamente in vantaggio nel doppio confronto, ma viene lanciato in questo modo Messina, che all'inizio gli manca un quarto d'ora. Alla fine Iorisi fermato da Liga, nessun fallo, solo corpo, solo calcio per il recupero di Liga. Sale Messina, scivolata anche questa regolarissima del GLFC con Flavio Ferrigno. Il recupero di Messina, si gioca ancora a Piazza, pallone dietro, il tiro di Piazza fuori. Tripoli, rimessa laterale per il CUS Palermo. Pappalardo di testa, arriva la proposta di Caiola. Bernetti avrebbe il pallone, avanza Flavio Ferrigno, carica da fuori, palo colpito da Flavio Ferrigno, l'ha scheggiato, almeno un minimo. Questa è la prima vera occasione del GLFC all'interno di questa partita. Occhio, c'è sempre il solito giocatore a terra.
e i soliti animi accesi. L'arbitro ovviamente cerca di sistemare la situazione. Alla fine si va con la battuta del calcio d'angolo, secondo palo, la schiacciata verso il fondo. Di nuova chance Gela. Prima Flavio Ferrigno da fuori. Adesso un'altra conclusione, sempre da parte del numero 4 in maglia rosanero. Il rilancio di Lo Galbo potrebbe rivelarsi anche utile, aver conservato tutte le energie per il GLFC nell'affrontare questo finale. Vedremo un po' come andrà a finire, vedremo un po' chi accederà in semifinale. Cannizio, pallone per Liga. Il colpo di testa di Pappalardo viene fatto scorrere sul fondo da parte di Piazzese. Tripoli, pallone verso Piazzese, l'alza, pallone fuori. Messina voleva una deviazione, non c'è stata secondo l'arbitro. Il rinvio di Cannizio, di testa Liga. Il controllo voluto da Azzolina. L'arbitro ha segnato la rimessa laterale . Anzi no, sarà punizione per un presunto fuorigioco e nel frattempo c'è un giocatore a terra. Esce fuori Tripoli. La rimessa battuta proprio da lui. Messina stacca di testa, cerca di allontanare il gelo, ancora Messina verso Piazza. Cannizio. Di testa, Maniscalco. Pallone ributtato dietro, adesso in avanti, Vespa di testa. Adesso Vespa deve rincorrere l'arrivo di Piazza. Ti calcia forte. Cambio nel coach, pronto Donker al posto di Tripoli.
La giocata di Azzolina. Pallone profondo, proprio nella zona del nuovo entrato Doncor. Poi Liga a duello con Strazzeri, ammonito. Borsa medica per il giocatore della Cossaterra. Il recupero in questo caso probabilmente sarà maggiore, anche perché ci si gioca l'accesso in semifinale e quindi fase decisamente più importante. Punizione per i palermitani. La battuta di Aiello, pallone che arriva. La battuta dell'angolo, Pappalardo non la prende di testa, scorre sempre fuori a favore del CUS Palermo. Stai qui sul 9, Liga, stai qui sul 9. Piazzese, cambio rimessa. La chiusura di Liga. Miorisi, pressione di Messina, pallone del GLFC con Flavio Ferrigno che gira tutto dalle parti di Peretti. Tocco con il braccio dell'ala nissena. Leo, aprimi il campo, Leo! Di testa Pappalardo, Miorisi cerca di scambiare con Flavio Ferrigno, l'intervento di Azzolina, poi spazza tutto Caiola. Doncor liscio nel prenderla, duello con Peretti, finisce in fallo laterale. Messina protegge contro Flavio Ferrigno, c'è il varco per poterla passare e allora sale il CUS Palermo, piazza verso l'interno, voleva Fontana ma Fontana alla fine è andato più avanti del previsto, non la prende di testa Maniscalco, Marco Ferrigno cade, scivola nel tentativo di colpirla. Pappalardo si la allunga con il braccio, la va a toccare Ruvolo, sempre attaccato al corpo, si prende la rimessa il GLFC, la battuta di Pappalardo verso Marco Ferrigno, spazza Maniscalco, Azzolina, palla al piede contro Messina, leggermente chiuso, può comunque girare a sinistra, Peretti contro Doncor, Peretti vuole calciare da fuori, è raso terra per Lo Galbo che rischia, brivido perché Marco Ferrigno è stato l'ultimo a crederci, perché dopo il tocco di Lo Galbo il pallone stava andando verso la sua sinistra, quindi verso l'interno dell'area piccola.
Cartellino rosso per Peretti, Gela FC che chiude in 10, Liga rischia di prendersi anche lui il rosso. E partita che si va a chiudere in questo modo. Cambio nel Gela, esce Strazzeri, anche lui ammonito, si cerca di non rischiare. Al suo posto Tallarita. Randazzo, la chiusura di Azzolina. Nuova rimessa per il Plus Palermo. Pappalardo, pallone di Ruvolo, riesce a passarla. Allora c'è il tiro provato verso il secondo palo da Piazzese, impreciso. Scoccato il 90esimo, da capire il tempo di recupero per questo finale. Liga, duello con Flavio Ferrigno, poi passaggio di Fontane troppo lungo per Piazza. Liga di testa, Piazza era già uscita. Dunker, Ruvolo, rimessa laterale, resta avanti il Cus Palermo. Vespa mette fuori, non può bastare sicuramente in questo finale per il Gela FC. Cambio di messa, battuta che non sarà piaciuta all'arbitro. Tallarita dietro, contrasto con l'arrivo di Fontana. Cannizio, autore di una grandissima parata, ma può restare fine a se stessa per com'è adesso il risultato. Aggancio di Messina, disturbato da Azzolina. Rimessa Gela. Flavio Ferrigno. Cannizio. Siamo nel terzo di recupero. Liga. Occhio allo spazio, ma c'è sempre fuori gioco su Ruvolo. Di rientro anche in questo caso.
Lancio profondo, colpo di testa, 2 palloni in campo. Viene spazzato prontamente da Azzolina. Battuta lunga dalla rimessa Pappalardo. Doppio tocco, prolungamento voluto da Flavio Ferrigno. A spazzare però il Cus Palermo. Vespa. Il tocco di piazza per Ruvolo. Anche lo spazio disponibile per il Cus Messina. Dall'altro lato Piazzese lo va a rincorrere Caiola. Piazzese se la trascina fuori. Eccolo qui, il triplice fischio. Vince il Cus Palermo contro il GLFC Azzede in semifinale del campionato Under 17 siciliano per la regola dei gol in trasferta. I gol di Messina e Piazza a stabilire la vittoria nel doppio confronto dopo il 3-1 subito al Presti. Il 2-0 a favore dei palermitani è utile. È festa totale, ovviamente la seguiamo con i tanti sostenitori del Cus Palermo arrivati qui al Santo Canale, che si vanno a prendere la semifinale contro la vincente del triangolare A. C'è Ferdinando Zappavigna, l'allenatore della prima squadra. A far partire la festa per il Cus Palermo, che accede alle semifinali di questa fase finale del campionato Under 17 siciliano. Giocherà mercoledì 24 maggio alle ore 16 in campo neutro, quindi nel corso della prossima settimana l'avversario sarà la squadra vincente del triangolare A, quindi una tra GameSport Ragusa, Camaro e Millennium. Dal Santo Canale è tutto, ciao da Salvo Geraci, alla prossima.